riuscire ad arrivare più là. Manca poco al traguardo, manca un ultimo sforzo, poi domani chissà che sarà. E intanto gira e va, intanto gira, 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 e chi ci fermerà? Ad Agliana si corre la prima edizione del trofeo Agliana in Rosa, gara riservata alle donne esordienti ed allieve. Andiamo con le prime immagini a seguire le donne esordienti, ragazze con età compresa tra i 13 e i 14 anni, in una giornata, quella di oggi, sicuramente non adattissima a praticare lo sport della bici. Il tempo non è sicuramente dei migliori, ma queste ragazze, e sono numerose, che hanno risposto all'appello della società organizzatrice, potranno sicuramente dimostrare il loro indubbio valore in questa prima prova riservata, come ho già detto, alle categorie donne esordiente. 23 i chilometri in programma per le 62 ragazze che sono giunte ad Agliana per prendere il via al primo trofeo Agliana in Rosa. Le immagini si riferiscono alla misurazione dei rapporti. Queste ragazze che stanno facendo la prova rapporti, l'ho già ricordato, 62 le atlete al via, e vado a ricordarvi la direzione di corsa, che è composta dal direttore di corsa Vadi Nicolò, mentre la giuria, il presidente di giuria è Barontini. I componenti sono Sambito e Pagliani, il giudice d'arrivo è Del Bravo. 10 giri in programma del circuito che misura 2 km e 300 metri per le ragazze esordienti. Come ho già detto, una grande risposta all'appello della società organizzatrice per questa primo trofeo Agliana in Rosa. Queste ragazze, che hanno un'età compresa tra i 13 e i 14 anni, sono nella categoria esordienti, ed è presente anche la campionessa italiana Francesca Balducci, che milita nel gruppo sportivo Butese. Quindi adesso siamo alla partenza, 62 le atlete in gara, dovranno percorrere 10 giri del circuito che misura 2 km e 300 metri. Ho ricordato il gruppo sportivo Butese, vado adesso a ricordarvi le altre squadre al via di questa manifestazione. L'Associazione Ciclistica Dilettantistica Costa Etrusca, il Velo Club Fidenza Trecolli, il gruppo sportivo Potenzia, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Cadeo, l'Associazione Sportiva Dilettantistica Club Corridonia, Tonino Lamborghini, Wiener Factory Team, Polisportiva Mille Luci Ciclismo, Unione Ciclistica Pian di Mommio, GS Osimo Stazione, TAV Bertolucci Coluccini, la società sportiva Gastone Nencini, la società sportiva Olimpia, l'Unione Sportiva Toscogas Chiesa Nuova, l'ASD Nestot Sea Marciano, la Genoa Bike, l'Edil dell'Amico, la San Cascianese Ciclismo, la US Fiumaretta, la Polisportiva Marina di Cecina, il Velo Club Banca di Credito Cooperativo di Signa, la Vaiano, l'UC Mamma e Papà Fanini di Livorno e l'UC Empolese Birindelli. Con le immagini siamo passati al terzo giro, il gruppo è ancora compatto, è uscito il sole in questa giornata che era iniziata con i peggiori propositi per una corsa in bici. Adesso le atlete stanno gareggiando con un timido sole che prova a fare capolino. Siamo con le immagini al quarto giro, in testa al plotone, l'abbiamo visto in questo momento, il numero 38 Gianni Nanni Giulia della Wiener Factory Team, che prova ad uscire dal plotone, ma la campionessa italiana non lascia spazio, è lì nelle prime posizioni del gruppo, quindi gruppo compatto quando sono stati percorsi 4 dei 10 giri di questa prova, che misura 23 km ed è riservata alle atlete di 13 e 14 anni. Adesso c'è un tentativo di allungo, ma possiamo definire il gruppo praticamente compatto, molto allungato ma sostanzialmente compatto. Le atlete adesso le lasceremo sfilare per passare con le prossime immagini nel corso del quinto giro. Siamo in zona arrivo, in testa al gruppo vediamo proprio la campionessa italiana Francesca Balducci del gruppo sportivo Butese, che sta controllando la situazione in questa fase. Siamo circa a metà gara, si incomincia a delineare lo svolgimento della corsa. Alcune atlete hanno perso contatto, erano infatti 62 le atlete che hanno preso il via, adesso il gruppo è composto da 40 unità, non di più. In questo momento vediamo proprio il gruppo allungatissimo. Questo è il secondo troncone del plotone che accusa un ritardo di circa 15 secondi. Ne lasciamo sfilare anche queste atlete che hanno quindi
un lieve margine di svantaggio da recuperare non sarà facile, e passiamo con le immagini al settimo giro di corsa. C'è un tentativo a due con un leggerissimo vantaggio ed è la numero 27 Irene Cordoni a scandire il ritmo. Arriva anche la campionessa italiana, il numero 24 Francesca Balducci, che prova ad allungare in questo momento e guadagna subito qualche metro. L'atleta del gruppo sportivo butese allunga in questa fase quando siamo ormai a 3 giri dal termine, e in questo momento guadagna circa 20-30 metri. Imbocca questa curva abbastanza velocemente l'atleta del gruppo sportivo butese. Lasciamola sfilare aspettando le atlete che stanno cercando sicuramente di organizzare un inseguimento. Era una delle ragazze attese ad una grande prova quest'oggi e lo sta dimostrando tutta la sua condizione. Il gruppo adesso ha perso decisamente contatto, insegue con un ritardo di 15 secondi, quindi la campionessa italiana ha preso in mano la situazione quando mancavano 3 giri al termine e adesso sta spingendo a tutta per cercare di cogliere questo importante successo nel primo trofeo Agliana in rosa. Il gruppo è segnalato, come ho già detto, con un ritardo di 15 secondi e come vediamo dalle immagini non ci sembra ci sia in grado di organizzare un inseguimento. Infatti le atlete che adesso stanno cercando di spingere, la numero 11 Jennifer Mazzanti, che sta cercando di dare spinta all'inseguimento della campionessa italiana Francesca Balducci, che sta guidando ancora in solitaria questa manifestazione. Adesso il gruppo sta viaggiando in lunga fila indiana, questo testimonia l'alta velocità, ma al momento si sposta l'atleta Jennifer Mazzanti. Come abbiamo visto non ci sono altre ragazze in grado di dare il cambio. Siamo tornati davanti in testa con la campionessa italiana Francesca Balducci ancora sola al comando e con un vantaggio che continua a salire. Sono adesso 17 i secondi sul gruppo quando mancano 2 giri al termine, quindi 4 km e 600 metri per la campionessa italiana. Questo è il plotone forte di 25 unità che sta inseguendo con un ritardo di 17 secondi, 2 giri al termine anche per loro. In questo momento lasciamo sfilare il grosso del gruppo che sta decisamente perdendo contatto. Ci sono altre atlete che stanno inseguendo, hanno un ritardo che è nell'ordine dei 30 secondi. Queste ragazze che quindi ormai sono letteralmente fuori dai giochi per quanto riguarda la lotta per le primissime posizioni. Siamo in vista del suono della campana, ancora sola, ancora al comando la campionessa italiana, la numero 24 Francesca Balducci transita in questo momento. Il gruppo è ancora in ritardo, un ritardo di circa 20 secondi. È un gruppo che adesso occupa l'intera sede stradale. Questo testimonia che non è più altissima la velocità e che quindi ormai queste atlete non sono più in grado di condurre un inseguimento sulla campionessa italiana, che sta ancora guidando in solitaria ormai da 2 giri questa manifestazione, il primo trofeo Agliana in rosa. Queste sono le atlete che accusano un ritardo maggiore, siamo nell'ordine dei 30-40 secondi. Adesso attendiamola sul traguardo, la grande trionfatrice di questa prova riservata alla categoria esordienti donne. Il primo trofeo Agliana in rosa ha coperto i 23 km di gara veramente in una spinta poderosa e negli ultimi chilometri è riuscita con un assolo strepitoso a staccare le compagne di fuga, le compagne di avventura del gruppo. Tutta sola Francesca Balducci del gruppo sportivo butese va a vincere la prima prova, il primo trofeo Agliana in rosa. Attendiamo le inseguitrici. C'è un'atleta da sola che si piazza al secondo posto, Elisa Macellari della GS Potenza. La volata del gruppo è vinta da Noemi Pisciando davanti a Francesca Mati, Chiara Martinelli, Elena Franchi, Basei Marzia Salton, Vania Canvelli, Letizia Galvani e Jessica Manfredi. Si conclude così la prova riservata alle donne esordienti del primo trofeo Agliana in rosa, un successo tricolore. E adesso andiamo ad ascoltare la voce della grande protagonista di oggi nelle interviste realizzate da Marco Luchi. Francesca Balducci inizia subito bene, vittoria per distacco. Descrivici questa gara. I primi giri sono stati tranquilli, poi dopo verso metà gara abbiamo iniziato un po' a scattare e quando ho trovato il momento buono ho provato anch'io e è andata bene. A 3 giri dalla fine ti sei venuta, veramente hai fatto gli ultimi 8-9 km da sola. Sì, come ho detto prima ho trovato il punto buono e per partire e ci ho fatto arrivare in fondo, avevo abbastanza una bella gamba e ce l'ho fatta. A chi dedichiamo questa vittoria, la prima dell'anno 2010? La dedico alla mia squadra che fa il massimo per noi
e si impegna. E passiamo alla categoria donne allieve, in programma 14 giri dello stesso circuito di 2 km e 300 metri per un totale di 33 km. Il via della manifestazione dato in questo momento. Sono 36 le atlete che prendono il via in questa prova, atlete di 15 e 16 anni. Vado adesso a ricordarvi quelle che sono le squadre che compongono questa prova: la Vaiano Solaritex, la SC Olimpia, l'UC Ponte Ego, la Policor, la SD Velo Club Fidenza Tre Colli, l'Unione Sportiva Fiumaretto, il gruppo ciclistico Osimo Stazione, il Club Corridonia, Tonino Lamborghini, il gruppo sportivo Potenzia 1945, la Società Ciclistica Canavese, il Genoa Bike ASD, la Wiener Factory Team e il gruppo sportivo Butese. Al via in questa prova anche l'ex campionessa italiana della categoria esordenti Selene Pierattini, che indossa il numero 1 in maglia Velo Club Vaiano. Lasciamo sfilare le atlete quando sono ormai nelle prime fasi di gara, e con le immagini passiamo al terzo giro di gara, il gruppo compatto allungatissimo in questo frangente. Vediamo le atlete, c'è un'atleta leggermente avvantaggiata, ma possiamo definire un gruppo compatto. Nessuna delle atlete ha perso per il momento contatto. Ci sono alcune atlete in difficoltà che accusano un lieve ritardo di 20-30 metri. Lasciamo sfilare quindi tutto il plotone e passiamo con le immagini al quinto giro. C'è un attacco solitario e l'atleta in maglia numero 14, Alessandra Nicolini dell'ASD Velo Club Fidenza Tre Colli, ha un vantaggio limitato nei confronti delle atlete che vanno a comporre il gruppo. E in questo momento ci è giunta anche la tragica notizia della scomparsa di un grande amante del ciclismo. Infatti è scomparso all'età di 80 anni il popolare Alvenio Bacci, Bongo per gli amici, il presidente dell'Unione Ciclistica 2000 di Colle di Valdelsa, che ha per tanti anni portato avanti il ciclismo giovanile ed anche il ciclismo femminile. Basti ricordare le 2 tappe organizzate della Tirreno Adriatico per 2 anni consecutivamente, con arrivo proprio a Gracciano di Colle Valdelsa, un grande appassionato di ciclismo che ci lascia un grande vuoto proprio per il suo stile spesso inconfondibile che aveva nell'approccio alle corse. Ma ritorniamo in gara. Vi ricordo che stiamo seguendo il primo trofeo Agliana in rosa, gara riservata alla categoria donne allieve. Questo è il gruppo. Vi ho detto del vantaggio risicatissimo dell'atleta che era al comando, ed infatti nel corso del 7° giro il gruppo si riporta sull'atleta al comando e quindi possiamo parlare di gruppo compatto. Queste sono le atlete che si sono staccate dal plotone, quindi alcune atlete che hanno perso contatto, a testimonianza della forte andatura impressa già dalle prime fasi di gara. E con le immagini siamo arrivati al 9° giro di corsa, siamo ormai oltre il giro di boa di questa manifestazione organizzata dal Velo Club Nuova Sfinge. Il primo trofeo Agliana in rosa, sono 13 atlete al comando che stanno ormai transitando sotto lo striscione dell'arrivo. Il contagiri indica 5 giri al termine. Queste sono le atlete che compongono il gruppo di testa, il gruppo possiamo definirlo maggiore. Le altre si sono staccate e adesso inseguono con un ritardi che sono sicuramente destinati ad aumentare. Queste passano adesso, sono 5 atlete che passano con un ritardo di 20 secondi. Altre atlete transitano in questo momento con un ritardo di 40 secondi. Possiamo quindi dire che la corsa è là davanti. 13 atlete che andranno a giocarsi il primo trofeo Agliana in rosa. Per quanto riguarda la categoria donne allieve, vi ricordo che queste ragazze si sono misurate su di un circuito che misura 2 km e 300 metri che hanno percorso e dovranno percorrere per 14 volte per un totale di 33 km. Siamo con il contagiri che ci indica 3 giri al termine. Attacca la numero 16, è un atleta dell'associazione sportiva dilettantistica Velo Club Fidenza Tre Colli. Si tratta di Miriam Romei, compagna di squadra dell'atleta Nicolini Alessandra, che aveva attaccato in precedenza, quindi attivissime le ragazze del Velo Club Fidenza Tre Colli in questa fase di gara. Stanno tentando di uscire, vogliono probabilmente evitare una soluzione a raggi compatti e ce la stanno mettendo tutta per cercare una soluzione solitaria. In questo momento ancora al comando il numero 16 Miriam Romei sta cercando di imprimere un'azione in questo frangente che ci sembra
un'azione incisiva la sua, infatti ha guadagnato subito 10 secondi nei confronti delle 12 atlete che vanno a comporre le principali e le prime inseguitrici. Le aspettiamo in questo momento, eccole qui, 10 secondi loro ritardo, quindi siamo, come ho già ripetuto nel corso del terzultimo giro, una gara che si risolverà nel finale. E allora andiamo a notare come le atlete del gruppo, le 12 atlete che vanno a comporre il gruppo più numeroso in questo frangente, stanno cercando di condurre l'inseguimento nei confronti della solitaria al comando Miriam Romei, che ancora ha un vantaggio di circa 10 secondi. E la vediamo ancora nella sua azione, l'atleta in casacca Velo Club Fidenza Tre Colli. Il gruppetto si è notevolmente avvicinato, ma continua a mantenere un lieve margine di vantaggio. Il dorsale numero 16 Miriam Romei gira in questo momento, entra nel rettilineo di arrivo dove verrà esposto il cartello indicante -2 giri al termine. Ancora al comando Miriam Romei, atleta del Velo Club Fidenza Tre Colli, in questa primo trofeo Agliana in rosa, gara riservata alla categoria donne allieve. Ancora al comando il gruppo ha perso leggermente, quindi sembrava imminente un ricongiungimento, ma la spinta, la forza di volontà di Miriam Romei in questo frangente sembra avere la meglio. 2 giri al termine, ancora un vantaggio che è salito, siamo nell'ordine dei 100 metri per l'atleta in casacca Velo Club Fidanza Tre Colli. Questo è il plotone che transita in questo momento, si entra nel penultimo giro di gara. È ancora al comando, quando con le immagini siamo ormai al termine del penultimo giro. Ancora al comando solitaria alla numero 16 Miriam Romei, che sta veramente dimostrando una grande cattiveria in corpo, una grande forza di volontà. Siamo ormai al suono della campana, ultimo giro, il suo vantaggio è limitato, ma ci crede ancora la ragazza in maglia Velo Club Fidanza Tre Colli. Si volta, può farcela, il gruppo è vicino, ma in questo momento, esatto, prova a rientrare un atleta. Il gruppo, come dicevo, è vicinissimo. Lei ci crede ancora, Miriam Romei, ancora in testa, ma in questo punto temiamo sia difficile per l'atleta che ha guidato per circa 2/3 di questa manifestazione. Crediamo sia veramente difficile giungere solitaria al traguardo. Infatti ci viene segnalata un ricongiungimento in gruppo. Sono 13 le atlete che andranno a giocarsi questo primo trofeo Agliana in rosa. Verosimilmente un arrivo in volata, scanso di qualche tentativo all'ultimo chilometro. E no, è volata. Grillo, Natascia è al comando, ed è Natascia Grillo a vincere davanti a Selene Pierattini, Michela Balducci, Luisa Zenna, Alessandra Nicolini, Serena Bellani, Ilenia Greco, Elisa Ciabocco, Ciampi Sara, Miriam Romei, che chiude al 10° posto. Si archivia così la prima edizione del trofeo Agliana in rosa. Si conclude anche la gara riservata alle donne allieve, una bella prova. Tante ragazze, sono oltre 100 tra esordienti allieve che sono venute qui ad Agliana per prendere parte a una bella manifestazione perfettamente organizzata. Andiamo a sentire le interviste realizzate da Marco Luchi nel dopocorsa. Natascia Grillo del Victor Factory Wiener. Siamo alla prima vittoria stagionale, una bella volata, descrivicela, gli ultimi 200 metri. Era ruota una ragazza, mi sembra il 22, dopo io sono partita di fianco e sono partita a testa bassa, non guardavo nessuno. A chi dedichiamo questa vittoria quest'oggi? Alla squadra. Alla squadra che ti ha aiutato in corsa. Esatto. Un percorso con molte curve, una strada abbastanza stretta. È il mio percorso questo. Ebbene, allora speriamo che domenica prossima ci sia un altro percorso così. Esatto. Siamo con Cristian della Modesta Edilizia, quest'oggi è una bella giornata, uno sport rosa, 100 atleti al via qui nella zona industriale di Agliana. Credo che siate soddisfatti. Sì, abbastanza. Meno male si è rimesso anche il tempo, che la mattina un po' prometteva tanto bene, comunque poi è uscito il sole, è stato abbastanza... è andato abbastanza tutto bene, ecco, niente di... Sicuramente 61 iscritte alla gara degli esordienti, è inizio di stagione, prima gara e vittoria della campionessa italiana. Credo che meglio di così non poteva andare. Sì, ci sono stati abbastanza presenze di come esordienti, poche allieve, ma insomma ecco, siamo lo stesso contenti. È il primo appuntamento e sa, quest'anno ce ne sarà un altro di maggio, di giugno, credo, ora non mi ricordo bene. Niente, speriamo ecco, di fare ancora più numerose presenze. Ecco. Cristian sempre vicino alla nuova Alma Sfinge. Sì, è già da tempo che siamo
contatto per l'appunto ora con questa attenzione che hanno voluto un po' dare in società al settore femminile, ecco, ci siamo avvicinati un po' di più. Io tra l'altro anche la bambina che corre, quindi mi sono sentito un po' avendo... Parte interessata anche. Sì, parte interessata. Poi titolare dell'azienda, sono un'azienda appunto il presidente mi ha detto e ho detto aiutiamo questa società un po', ecco, a riattivare questo settore un po' in crisi, che è quello appunto femminile. Luca Civilini, vicepresidente della Nuova Sfinge. Quest'oggi 100 ragazze qui nella zona industriale di Agliana, credo che non siano poche. No, oggi noi si è fatto una bella manifestazione, è stata organizzata benissimo, le ragazzine erano 68, una 65 nella categoria esordienti, più una 35 nella categoria allieve. La corsa è andata bene, c'è stato qualche piccolo incidente, ma tutte cose risolvibili, per quello noi siamo contentissimi. Era già più di 10 anni che non facevamo una corsa di donne, quest'anno l'abbiamo rifatta e per ora siamo contenti, sì, è stata una bella manifestazione. Sicuramente 65 partenti ed esordienti, vittoria della campionessa italiana Balducci, credo che meglio di così non poteva andare. No, e poi già la presenza della campionessa italiana, anche le altre atlete molto valide da tutte le regioni d'Italia. Noi siamo soddisfatti e volevo fare in particolare un ringraziamento alla Cristian Modesto Edilizia, alla ditta Innocente Mangoni, ai nostri sponsor, la Maximare, la Nuova Comauto e tutti quegli altri che ci danno manforte, dalle persone a noi stessi della società e tutti coloro che oggi si sono adoperati perché la manifestazione venisse fatta nel migliore dei modi. Un grazie a tutti, un arrivederci al prossimo anno. Sicuramente la Modesta Edilizia ha detto è parte interessata perché anche la bambina che corre, pertanto crede molto in questa rinascita del ciclismo femminile qui alla Nuova Sfinge. Cristian con noi è già diversi anni che è con noi, con la bambina, però si dà da fare, come noi, guardate che uno alla carica, uno alla carica, però noi siamo da gonfiare le ruote, a accomodare le biciclette, facciamo un po' di tutto. Questa è la nostra forza, l'unione, siamo tutti ragazzi giovani, la società è giovane, ha voglia di crescere. Quest'anno abbiamo avuto la possibilità di fare anche di fare le gare nel settore femminile, anche in prospettiva, se le sponsorizzazioni reggano, di poter allestire anche noi una squadra di bambine nei prossimi anni. Bene, prossimo appuntamento organizzativo per la Nuova Sfinge. A giugno faremo il trofeo Memorial Passini, dove faremo il sabato i giovanissimi e la domenica sia gli esordienti che le esordienti e le bambine anche la domenica. 2 gare, una di maschi e una di femmine. Bene, allora c'è del lavoro da fare, io ti auguro un buon lavoro e ci rivediamo a giugno. Grazie, grazie. Siamo con Fabri Roberto e Maria Bruni della Commissione Tecnica Femminile. Partiamo subito con Maria, partiamo per dovere di cavalleria, diciamo così. 100 ragazze qui a Agliana oggi non sono poche. Sì, è una grande festa, io faccio un plauso appunto alla Nuova Sfinge perché ha saputo organizzare perfettamente una gara di questo genere con tanti partenti e dei grandi nomi, direi, alla partenza. Infatti insomma è stato un bel arrivo sia per le esordienti che per le donne allieve. Siamo molto soddisfatti di questo, del lavoro che stiamo facendo e spero veramente di avere sempre la fiducia più che mai delle società. Il vicepresidente parlava molto bene di questa società e di queste ragazze. Il comitato regionale si sta adoperando per cercare di rilanciare questo ciclismo femminile perché ne aveva bisogno veramente. Ne aveva molto bisogno e quest'anno veramente abbiamo fatto miracoli. Oggi non a caso era la seconda gara che fa parte di Challenge delle 3 regioni, Emilia, Toscana e Marche. Direi è riuscita benissimo. Molti partecipanti sia della Toscana che delle Marche, una bellissima gara, complimenti alla Sfinge e a tutti gli organizzatori. È un progetto che è da portare avanti sicuramente. Sicuramente da portare avanti sempre di più per incentivare sempre di più la categoria femminile. Daniele Dorovandi, presidente della Nuova Sfinge, una bella giornata di sport qui nella zona industriale di Agliana, prima Coppa Agliana in rosa. Ma sì, sicuramente è stata una bella giornata e quando le manifestazioni finiscano senza problemi è già un successo questo, però penso che per il settore femminile sia una bella riuscita perché avevamo 65 partenti negli esordienti e una quarantina d'allievi e noi siamo più che soddisfatti del numero di partecipanti. Ecco. La Nuova Sfinge sta rilavorando molto bene con il ciclismo femminile, fatto sta che avete organizzato anche la gara di apertura per gli esordienti con la vittoria della Balducci che è la campionessa italiana.
Ma sì, per noi aver avuto la campionessa italiana e poi vincitrice qui, per noi è stata una grossa soddisfazione. Poi, come diceva Vitaliano, neanche 15 giorni fa la presentazione, e noi siamo una società che crede al progetto della commissione femminile e quindi anche se non abbiamo atlete in queste categorie abbiamo preso l'impegno di organizzare 2 manifestazioni, perché nei nostri progetti c'è un altro anno di allestire una squadra tutta femminile anche. Tante ragazze che arrivano da tante parti d'Italia credo che portino dietro a loro un bel ricordo di questa giornata. Sì, ma io spero che sia così, anche perché poi ora il 6 di giugno c'è un'altra manifestazione sempre per esordienti e allievi donne, sempre per le femmine, e quindi noi confidiamo a chi è stato e ci è stato bene di ritornare e noi cercheremo, come dal punto di vista organizzativo, di fare sempre meglio. Ci ha voluto molto bene anche il tempo quest'oggi. Sì, no, indubbiamente dopo la giornata di ieri è stato un po' un problema anche quello, perché noi avevamo fatto dei conti sul lato organizzativo di preparare qualcosa da ieri, ma con la stagione c'è stato, non c'è stato verso, quindi abbiamo fatto tutto stamani, qualcosa è venuto un po' così e così, visto che noi siamo pignoli, non ci piace, ecco. Siamo alla fine, ci sono dei ringraziamenti sicuramente da fare. Ma io ringrazio prima di tutto chi ci dà la possibilità di fare l'attività, quindi gli sponsor, ringrazio la Modesta Edilizia e l'Innocente Mangoni Vivaio, ma soprattutto vorrei ringraziare le persone che hanno reso possibile questa manifestazione, quindi Modesto Cristian, mi viene in mente Ranucci Angelo e Chiofalo Salvatore, che sono stati veramente magnifici, in 3 persone hanno allestito una gara a livello interregionale, quindi niente, grazie a loro. Sicuramente, appuntamento a questo punto a giugno, perché c'è da lavorare ancora per giugno. Sì, 6 di giugno c'è una 2 giorni di sport, sabato giovanissimi, domenica esordienti maschi e settore femminile, in memoria del nostro presidente Passini Graziano, che abbiamo ancora nel cuore, quindi penso che una 2 giorni di sport sia il massimo per ricordarlo. ROX, un nome breve per camminare più a lungo. ROX, un nome breve per volare sempre più in alto.